Il sindacato Saese proclama lo stato di agitazione del personale docente ATA nella scuola. In prospettiva, in mancanza di conciliazione, lo sciopero. Ascoltiamo il segretario nazionale Francesco Orbitello. Praticamente il sindacato Saese, tramite quest'atto documentale, ha proclamato stato di agitazione del personale docente ATA, titolare sia di un contratto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ed ipotizza una giornata di sciopero nazionale. Praticamente questo è l'atto documentale con la nostra carta intestata, è stato inviato nelle sedi opportune di Roma e una copia per presa visione anche all'Aran, sempre a Roma. Noi reclamiamo per il personale precario la loro stabilizzazione, non solo per i docenti per esempio inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, provinciali ad esaurimento, ma anche i docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia che hanno un titolo abilitante riconosciuto dal MIUR e sono in Italia circa 166.000. E il governo praticamente ha intenzione di creare un nuovo reclutamento per questa categoria di docenti, un nuovo reclutamento tramite concorso ordinario, cioè che significa che per queste persone che hanno sostenuto dei costi per potersi abilitare, degli esami sia in itinere che un esame di stato conclusivo, a ricominciare da capo facendo un concorso ordinario per essere assunti con contratto a tempo indeterminato. E ciò comporta appunto per questi lavoratori ricominciare da capo. Infatti noi nel novembre del 2013 siamo riusciti noi del Saese a aprire una procedura di infrazione contro lo Stato italiano proprio in merito ai docenti sia di seconda fascia, quindi abilitati, che di terza fascia non abilitati. Quando è lo sciopero? Lo sciopero adesso siamo in conciliazione, aspettiamo di essere chiamati dal Ministero del Lavoro per praticamente stare in ottenere la speranza di ottenere una conciliazione. Altrimenti si procederà allo sciopero. Sì.